Eccoci qua fiori. Allora, non era strettamente necessario, però insomma ho detto, adesso che dico, con tutto il sangue che do allo Stato, che a volte mi sembra quasi di essere punito perché lavoro e sono onesto, comunque con tutto il sangue che sono i soldi che do allo Stato, perché non mi cambio l'attrezzatura del lavoro? Racconto velocemente perché può interessare solo agli appassionati. Ho cambiato l'iPad con l'iPad Air M4 da 13 pollici con l'Apple Pencil Pro che utilizzo tantissimo. Ecco, adesso c'è lui. Beh, lasciamo perdere adesso il discorso attrezzatura del lavoro, cioè qualche premio me lo merito anch'io, porca troia col culo che mi faccio. MacBook Pro M5 Max con 40 core grafici e display antiriflesso. Basta, non mi dilungo altro, mentre sono una chiacchiera veloce nel caso ci fosse qualche appassionato. Ora mi servirà almeno un paio di giorni per recuperare il tutto. Non faccio assolutamente la migrazione, in quanto io ogni volta che prendo una nuova macchina devo avere l'installazione pulita al 100%, quindi non migrerò alcun tipo di impostazione né nulla, farò tutto a manina. Poi, siccome ovviamente ho già capito che non lavorerò oggi, oltre a prepararmi il Mac, mi farò già il tagliandino del camper. Per tagliandino, cioè è già tagliandato, per tagliandino intendo il controllo dell'olio, dopo valuto se è il caso di portarsi via anche mezzo chilo di olio oppure no. Il controllo del liquido di termini l'avevo già fatto, ho già messo la scorta, però se è liquido refrigerante, tutte quelle cosine lì, la pressione delle gomme, e poi anche controllerò la conversione inglese. Sono tipo 8000 km di giro, quindi dovrò controllare le gomme più volte e devo capire che unità di misura hanno lì. PSI probabilmente. Certo che io adesso non ricordo quanto ce l'ho, ma veramente ce l'ho da tanti anni sto Mac. Ci ho installato il male di robe, esperimenti, disinstallazione, perché giustamente programmi piratati eccetera eccetera, era ancora praticamente perfetto. Io sul PC Windows formattavo Siena una volta ogni 3 mesi, porco cane. Ho controllato il livello olio motore e mi sono tenuto una piccola scorta a livello liquido raffreddamento, il liquido per il tergicristalli, il resto del camper è tutto a posto. Diciamo che qua, a parte la bici, del resto me lo sono già preparato tutto, quindi il camper è pronto per il trasferimento, anzi per il mio secondo trasferimento. Sembra di essere ritornato a quando avevo 20 anni. Cioè, mi ricordo ancora, mi diceva che c'è un posto in Scozia, vuoi venire? Sì. Sai neanche finire la frase. Mi ricorderò sempre il giorno che sono partito. Sono atterrato ovviamente, se non sarei qui a raccontarla. Sono andato a vedere del posto di lavoro, abbiamo contrattato diciamo il tutto, confermato il tutto, e la stessa giornata sono andato a vedermi per la casa in affitto e la sera sono andato a dormire lì. Stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life. Mercoledì 18 marzo 2026, mancano tipo 10 giorni alla mia emigrazione. Chissà che con questo video io possa insegnare a tutta la gente che viene in Italia a distruggerci il paese come si fa correttamente l'immigrato, anche se stavolta forse sarà un po' più difficile perché starò molto nel mio, mentre la volta precedente avevo un lavoro fisso e un affitto. In questo caso mi porterò la casa dietro e il lavoro tra virgolette non ci sarà, nel senso che sarà il mio. Che razza di immigrato sogno? No, ad ogni modo, giusto per lamentarsi un po' in compagnia. Prima non si respirava neanche da quanto lavoro c'era, adesso si è fermato completamente e ti mette sempre paura. Dovresti essere contento perché hai un po' di respiro. Fate caso, questa pausa diciamo lavorativa è accaduta mentre è arrivato il nuovo computer, il nuovo tablet, quindi ho avuto il mio tempo per fare tutte le mie cose, organizzare, preparare il camper per l'emigrazione in Scozia. Però questo lo può capire solo chi è una partita IVA, fa sempre paura.
sì, per carità, mi sono creato tutti i miei paracadute, quindi paure non ce ne devono essere, però ti dà sempre quel senso di tristezza, di angoscia, no? Quando si fermano un attimo le cose, perché comunque tu dovrai andare avanti a pagare non so quante migliaia di euro allo Stato, anzi sì so, indipendentemente dal fatto che tu lavori oppure no. Quindi non so, metti un anno tranquillo, tu devi pagare 5.000 euro, che fatturi 20 euro, cioè che guadagni realmente, che incassi, cioè che entrano in taschina tua 20 euro o 20.000 o 40.000 o 60.000, non cambia niente, più o meno, adesso la sto veramente dicendo un po' così, la sto un po' non ingrandendo, la sto un po' semplificando, più o meno la cifra è sempre quella, insomma, ecco. E quindi è normale che oltre alle spese che uno ha nella vita, bolli, assicurazioni, il gasolio, il mangiare, tutto quello che ci va dietro, sa che ha sto impegno qua in più. Diverso è quando sei dipendente. Per quello esatto, sì, nel mio caso almeno, quando ero dipendente spendevo come un ludro. Io avevo anche 2 lavori, guadagnavo tantissimo, ma non arrivavo mai alla fine del mese perché spendevo come viaggi, giri da qua e di là, macchine, moto, ristoranti. Perché? Perché anche se arrivavo ciucciato o non arrivavo a fine del mese, lo stipendio era sempre quello, arrivava. Cioè il giorno tot del mese entrava lo stipendio, hai capito? Quindi tu dici vabbè, mi faccio il finanziamento per la macchina, prendo anche un Porsche, chi se ne frega, però so che ogni mese mi entrano tot i soldi e me ne escono tot soldi. Quando hai la partita IVA, per quello chi fa la partita IVA si chiama Mona di solito, quando hai la partita IVA sai quello che esce, ma non sai quello che entra. Guarda il tuo Pame, Giacomo, guarda. Il tuo Pame è incazzato. Per tenermi fermi perché mi accuccio, mi va giù. Guarda il bambino piuttosto, che film. Guardo sotto perché tanto sennò devo censurarlo. Allora tosati, vi proverò a registrare una clip, anche perché l'ho promesso a mia nonna, si è raccomandata, ha detto ma fare un video, mi raccomando. Praticamente stiamo andando a teatro a vedere Baruz Fra, lo trovate su Instagram e YouTube, che sarebbe Marisa, praticamente sto ragazzo probabilmente sta studiando recitazione perché è veramente bravissimo, che ha creato questo canale che può sembrare leggero, in realtà è molto importante, è un canale che testimonia, difende, protrae, continua questa nostra tradizione della lingua veneta, no? Quindi oltre sia appunto le nostre tradizioni, anche la lingua veneta, e sentirlo parlare, soprattutto con i modi, gli accenti, dopo proverò a registrare una clipetta, ripeto, ci riporta veramente indietro di decenni a quella normalità, a quella come si può dire, Ale, a quella... Come si parlavano, si dicevano le cose. Quella leggerezza di Ti senti linguaggio. bambino quando la nonna ti sfidava. Sì, che ti sentivi a casa, no? Quel dialetto che c'era solo da te, cioè per quello da bambino alla casa era quella dove si parlava così, no? E il resto, per carità, ma era tutti i foresti, hai capito? No, scherzi a parte. Cioè, il dialetto veneto d'altronde è sempre stata una lingua molto particolare. Fa impazzire i veneti, cioè per noi piace a qualcuno e fin qua va bene, non si discute, però per i veneti il dialetto veneto è una cosa di inarrivabile. Ci sono molte frasi, molti concetti e anche molte battute che per noi veneti, se non raccontate nel nostro dialetto, non valgono nulla, perdono veramente tutto. A volte addirittura, parlando tra noi, un semplice discorso può essere divertente, piacevole, seppur non abbia alcun contesto satirico. È proprio il modo di esprimersi, l'accento che, non so, a noi dà allegria, dà simpatia. E questo accento lo trovi proprio in questo dialetto, no, che utilizza Baruz Fra, in questo dialetto tra virgolette oramai purtroppo antico, ok? Perché se tu vai a vedere i suoi video effettivamente dici ma di cosa sta parlando? Di cose normali, cioè di quotidianità, però la quotidianità raccontata con quei dialetti, con quelle cadenze, con quelle espressioni, con quelle metafore è poesia, prende tutto
tutt'altra piega, viene vista con tutt'altra interpretazione, quindi mi raccomando, adesso vedo cosa riesco a filmare, ripeto, se mi ricordo di fare una clippetta come una, se no no mi fa più il caffè. Aspetta che faccio a me nonna, vedi tu nonna, sto qua è il teatro di Jesu, vedi tu? Dopo arriva Fernanda. No, aspetta, guarda nonna, lei Alessia è tutta tirata in cincio, vedi tu? E Giacomo, guarda che bei che le tue jeans, vedi tu? Non sbregai come mi, vedi tu, le jeans normali, esatto, che la nonna rompe i coglioni fuori. E la camisetta, guarda che bei qua camisetta, che vorrei acquista. Tu non adesso le trio in pienissa di gente, vedi tu? O tu ti mirai, tanta gente, sì, tanta gente, tutto il teatro pieno. Adesso dopo Kotaka, che non posso parlare, te vede che viene fuori Filippo, che fa a scena adesso nonna, tu capivo a Marisa. Ciao Manu, non aveva il suo No, beh no, ciao, vedi tu nonna, guarda, le sappiamo, vedi tu? Sei impegnato tutti. Guarda, anche da trio piano, tutti. Uno, Nonna. due e mezzo, tre. Sì, tanti però, illuminami una stante a vedere. Stua, chi mi fa paura per carità. Quanta bella gente, fai un applauso ai ragazzi ancora. Siamo un gruppo di tutti i giovani, ho detto, mi raccomando ragazzi, qui non gada essere interruzione. Scusami un attimo, Dolfo, Renato, no di qua, di aghi andare fuori. Avevo voi che mi ha fatto anche le prove prima, te che a passare par de drio, no davanti, io ti vede. Scusami, fai un applauso. Io figurati c'è il cambio da 76 anni in avanti che ti capivo. Una delle abitudini che ho tutte le mattine è dopo perché ne piace leggere il giornale, no? Ora diciamo che non leggiamo il giornale tanto per le notizie, perché alla fine le notizie ti visioni su Facebook e vedi, no? Diciamo che leggiamo il giornale perché chi che mi conosce da qualche tempo sa che mie amiche che mi cominciano a avere una volta che andava di moda l'album figurine panini, vi ricordate? Mie amiche che mi cominciano a fare l'album figurine santini, che ogni funerale se portiamo a casa il santino pageli, che tu capivo. E dopo dividevo per età, per nome, perché lavoro chi faceva, insomma tante robe. E quindi mi piace andare in bar perché se leggiamo epigrafe, no, che tu capivo. Stamattina non sapeva che doveva venire qua stasera, quindi non vado neanche in bar a leggere il giornale perché se non fa ora, corri da qua, corri da là. Ero con la mia amica Graziella, quindi portami il giornale che stasera ho letto col mio pubblico. Infatti io vedo Vito già qua a postare, so varo che epigrafe che sei. Aspetta perché sta carrega qua te mangi e guiate oh, che vedevo, per stare a giocare ai sorsi sto giornale. Necrologi, era qua. Giacomo Fincato, di anni 88. Era anche un bell'uomo pure. Era direttore del cinema multisala. I funerali si svolgeranno alle 15:30, alle 18:30 e 21:30 con biglietto ridotto. Devi andare a quello delle 9:30, se sia mai. Pronto? Aspetta che mo in garantia. Pronto? Pronto? Ciao Loredana, ciao! No, sono a casa. Impossibile. Ma siete con chiamare l'altro dito? Ma no, che non che credo, come che tu fa? Ma siete con chiamare l'altro dito? No, aspetta che un attimo, ferma. Sì, portami l'album Santini. Sì, ce l'ho sotto mano, un attimo che lo cerco. Senti che bello coro. Tutti in casa di riposo, tutti estinti come il dodo. Volevo andare in Croazia, da Venezia la faccio a nuoto. Guardo a foto di quando che ero giovane, mi riguardo al specchio, riguardo a foto di quando che ero giovane, mi riguardo al specchio e dico, cosa che sei capitato? Cioè che se sta un croio, che tu capisci? Mi ha picco 110 se vuoi ritirare su tutto, che tu capisci?
so come a luna, no? Se che si finisce la fase crescente, se sta super cagante, tu capito? Però al di là del fatto che te vedi diversa, no? Perché alla fine se anche giusto, no? Se è un fattore di vita, te vedi diversa, però cominci anche i primi dimenticanze, no? Ma delle robe semplici, che se delle volte che passo mezza giornata a cercare io giai, a fine addosso. Un dia ero al telefono qua a Fernanda, sente che sono là che cerco, che furo, e mi dice, cosa che ti si devo fare? Non ti ho canto più il telefono. E mi dice, ma sì, metti a venire, te sei al telefono conmigo, in ostia, te era solo lui. Pubblica le sue storie, ne cagè. Ah, taghe, scusa, non c'è mia parola. Sappi a Mino, se roba che non conosco, insomma, ne taghe, brava. Orazio dopo non sa maritare con Vittorina. E il Budotose, l'Alessandra, brava l'Alessandra. No, e Gabriele. Gabriele sa sposare. No, Gabriele sa sposare qualcosa con Ludovica. Ecco, brava Sofia Tiziana, mica Budotose, che è una dei 2 è tornata dall'Australia, che sarà 2 settimane. Ecco, per farti capire. E a Livia era sua mamma di sua ex moglie, che ti capisco. Per farti a conta. Ciao Elena! Ciao! Ma certo dormirà qua a disturbo! Ma certo te lo presto io il pigiama! Ah, te lo sei già presa! Certo, hai aperto tutti i cassetti, non potevi sapere dove fossi. Ma che schifo! Cosa? Ma no, non sono mica gelosa io delle mie cose, scherzo. Ma certo, sì, a dopo. Ciao meravigliosa. Ciao. Brutto bueo di un cancaro, guarda, ti prega Dio di sararti a chiave sulla camera e domani mattina come che mi svegliare, te che da fare fuoco, che tu capisci? Cosa Isha? Ma certo che potete mangiare là da me domani. Ah, ma certo. Come si ferma che l'amorosa di Filippo? No, non passare, diglielo. Certo, Elena, sta là anche qui, cara. Qua è disturbo. Ma no, tirate fuori che la faraona oggi. Ah, non mangi la carne, tu. Cosa vuoi che faccia allora? Il cofu? E lo hanno in macelleria? Ah, ho capito. Va bene allora, dai, va bene. Sì, passamelo pure, a dopo, sai, ciao bellissima. Ciao. Sì, grazie, beata te che ce l'hai lì a portata di mano. Ciao. Brutto deficiente di un'elbe, te vara, ti peta che te me veni sotto, te soffego coi me mani. Dite che è una testa che la mangia il porsei, che te capio? E ricordati che se anche non te ho fatto B 9 mesi, 9 secondi tedesco. E dighi a quella che te che in parte che per conto mio se la mangia a carne domani, rosa galerba che go fora, che te capio? Te! Tradotto cortesemente, non lasciare piloti e scooter in questo passaggio, grazie. Sciacca quando era negli Orlando col 32 dai sporto e affitto te guai è un cuo. Giacomo che mostro ai miei amici che loro non lo sanno, attento. Alexa, vai a fare in culo, vedi? Sta zitta e non risponde, Alexa musulmana, fantastico! Poi, grazie a Dio, precisamente grazie al Cristo, quando fanno i posti di blocco, manco controllano se ho le cinture, perché sono tutti impegnati là a guardare il Cristo e a ridere, porca troia! Sai di vento del